Al fine di smentire le indiscrezioni circolate ieri e pubblicate dal giornale La Sicilia circa rapporti tesi tra noi moderati e il deputato nazionale Calogero Pisano, coinvolto nella vicenda sollevata dall'onorevole Lavardera di controcorrente su mancati pagamenti di spettanze e presunte richieste di sesso a due dipendenti, arriva ieri puntuale un comunicato che ritrae insieme Lupi e Pisano e che afferma: stiamo all'ultima fase, quella del completamento della consegna dei documenti necessari al MIT, che porterà finalmente all'apertura dell'aeroporto di Agrigento, un iter cominciato con l'inserimento dell'opera nel decreto Sud grazie all'iniziativa politica di Noi Moderati. Un passo fondamentale per il territorio agrigentino, si legge nella nota, che colmerà il gap infrastrutturale finora esistente con le altre province siciliane e con il resto del paese. Era quello che serviva, dicono, dopo decenni di immobilismo. Lavoreremo insieme nei prossimi mesi in Parlamento per raggiungere questo importante obiettivo. E chiarisce così, in una nota congiunta, il presidente di Noi Moderati ed ex ministro delle infrastrutture Maurizio Lupi e l'onorevole Calogero Pisano. Fugati dunque i dubbi, non si può che apprendere con favore la possibilità che l'idea dell'aeroporto di Agrigento prenda sempre più corpo, anche se nella decisione avrà un ruolo determinante il ministro dei trasporti leghista Salvini, e sulla quale potrebbe anche avere un peso il mancato ingresso in giunta, almeno fino ad oggi e dopo il tormentato percorso di Valentina Cirino.